E ora vi proponiamo un video di presentazione della Facoltà di Scienze Linguistiche realizzato da Stefania Daloe. Hello guys, come and study with us. Bonjour à tous, on vous attend ici l'année prochaine. Hallo, wir warten auf dich. Hola amigos, vengan. Здравствуйте, друзья! Мы вас приглашаем учить вместе с нами русский язык. 你好，欢迎你来啊！ It's time to get away. It's time to get away from you. It's time to get away. It's time to get away from you. You brought a lot of money. Immagini un futuro a stretto contatto con persone di nazionalità diverse? Ti piace viaggiare e conoscere altre culture e il tuo desiderio è quello di visitare tutti i paesi del mondo senza dover consultare il dizionario tascabile ogni 2 minuti o gesticolare nella speranza che qualcuno ti capisca? Beh, allora l'Università Cattolica fa proprio al caso tuo. It has got to be sensible. In un mondo sempre più globalizzato, la padronanza delle lingue straniere è ormai indispensabile. Se il tuo sogno è proprio quello di varcare i confini italiani ed entrare in contatto con altre culture, la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere ti aiuterà a realizzarlo nel migliore dei modi. All'interno della facoltà puoi scegliere tra 5 differenti indirizzi. Ogni percorso mira a fornirti competenze specifiche in diversi settori, dai mass media al turismo, dall'azienda alle relazioni internazionali. Ma andiamo per ordine e vediamo di addentrarci più nello specifico per farti capire le caratteristiche di ogni indirizzo. Se oltre alla passione per le lingue straniere hai un particolare interesse per l'economia, il curriculum in esperto linguistico d'impresa è ciò che fa per te. Acquisirai competenze linguistiche, economico-giuridiche e gestionali che ti consentiranno di inserirti in aziende che operano in un contesto internazionale. Se invece ti senti più attratto dal mercato del turismo e vuoi acquisire le competenze necessarie per lavorare presso aziende che gestiscono flussi turistici dall'estero e programmano attività e servizi per il settore turistico, allora ti consiglio il corso in esperto linguistico per il management e il turismo. Ma se anche questo non fa per te, non ti devi preoccupare, ci sono ancora 3 interessanti percorsi fra cui puoi scegliere. Ad esempio, ti piacerebbe lavorare nell'ambito delle nuove istituzioni e delle agenzie internazionali? Vuoi affiancare alla formazione linguistica quella politica e giuridica? Se la tua risposta è sì, scegli il curriculum in esperto linguistico per le relazioni internazionali. Se invece sei un appassionato lettore, ami la poesia, la narrativa e il teatro e ti piacerebbe lavorare presso istituzioni culturali o svolgere attività editoriali, ti consiglio il curriculum in lingue e letterature straniere. Infine, se oltre a imparare le lingue aspiri a lavorare nel mondo della comunicazione mass mediale, in televisione, in radio, su internet o per un giornale, il percorso in lingue e tecniche per l'informazione e la comunicazione ti consentirà di unire queste 2 passioni. È importante che tu sappia che ogni percorso prevede lo studio di 2 lingue triennali. Potrai scegliere tra inglese, tedesco, spagnolo, francese e russo. Se il tuo curriculum è quello in relazioni internazionali, avrai anche la possibilità di imparare il cinese. La conoscenza di 2 lingue e culture straniere ti aprirà le porte del mondo del lavoro. Prima di salutarti, voglio però ricordarti una cosa molto importante. Se durante il tuo percorso di studi avrai voglia di approfondire una delle lingue straniere da te scelte, potrai frequentare un'università straniera, ad esempio a Parigi, Londra, Barcellona o Madrid, grazie al progetto Erasmus. Oppure potrai scegliere fra altre opportunità di soggiorno oltreoceano, come Sydney, Boston, San Francisco, Seul o Puerto Rico, tutte mete proposte dall'Ufficio Orientamento Placement dell'Università Cattolica. Se invece vorrai mettere in pratica le competenze acquisite durante il periodo di studio o capire come funziona il mondo del lavoro, potrai fare un'esperienza di stage in Italia o all'estero presso un'azienda, un ente culturale o nell'ambito della comunicazione mass mediale, come hanno già fatto questi studenti.
Ciao a tutti, mi chiamo Elena e frequento la facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere qui in università. Mi chiamo Silvia e frequento la facoltà di Scienze Linguistiche per la Comunicazione. Ciao a tutti, mi chiamo Valentina Bussi e frequento il 3° anno di Lingue e Relazioni Internazionali. Ciao a tutti, mi chiamo Luca Ramponi e sono un ex studente dell'Università Cattolica. Durante il mio percorso di studio ho avuto modo di svolgere uno stage in Germania presso la redazione giornalistica della Bend Zeitung, che è appunto un quotidiano tedesco, un quotidiano bavarese. Lo scorso anno ho avuto la possibilità di fare uno stage presso il network radiofonico nazionale RTL 102.5 nella redazione. L'anno scorso ho frequentato per un mese un corso presso l'Università di Gerusalemme. Durante i 5 anni universitari ho avuto anche l'occasione di effettuare 2 stage, uno durante la laurea triennale, qui nella mia città, all'assessorato al turismo del comune di Brescia. L'altro stage invece, forse quello più bello, più interessante, della durata di 3 mesi, all'assessorato al turismo del comune di Monaco di Baviera. Le mansioni che avevo erano molteplici, andavano dal vedere il film in lingua originale, poi scriverne una recensione, piuttosto che leggermi libri in lingua originale e scrivere sempre una critica a riguardo, e la soddisfazione grande era appunto quella di vedere il giorno dopo il mio articolo sul giornale tedesco con la mia firma. Lavoravo in redazione, mi è stata data la possibilità di andare in onda e sostituire la speaker americana Jennifer Pressman nelle News in English ogni giorno all'1. In più scrivevo anche i pezzi giornalistici che andavano in onda nel giornale orario, quindi ogni ora. Ho anche letto alcuni libri e intervistavo poi gli autori. Per un mese abbiamo seguito un corso sulla storia, sulla società e sui conflitti del paese mediorientale. E è stato molto interessante non solo sotto il punto di vista scolastico, ma appunto abbiamo avuto la possibilità di visitare ogni weekend la città di Gerusalemme e moltissime altre località nel paese. Durante i 3 mesi passati nella città di Monaco di Baviera, durante questo stage ho avuto modo di cimentarmi con attività diverse, sempre però legate appunto all'attività del turismo, in particolare fornire informazioni utili ai visitatori di varie nazionalità che si recano appunto in visita alla città bavarese. Consiglio a tutti uno stage, perché no, per chi si iscrive a lingue magari all'estero, perché una cosa è studiare la lingua sui libri di teoria, altra cosa è invece potersi confrontare con una realtà autentica. Vi dico che quando io sono arrivata in Germania, a volte i redattori della redazione in cui ho fatto lo stage ridevano sentendomi pronunciare alcune espressioni che per loro sono magari ormai un po' retro e non più utilizzate nel linguaggio parlato, quindi ottima cosa è avere modo di confrontarsi con la lingua autentica parlata ogni giorno dai tedeschi veri, insomma. Credo che lo stage sia un'esperienza molto importante, perché i libri insegnano tante cose, però poi la pratica è quello che conta, e quindi avere un'anticipazione, diciamo così, di quello che ci aspetta in un domani quando ci laureeremo, cioè il mondo del lavoro, è molto importante, anche perché laurearsi, sapere molta teoria ma non aver mai fatto pratica di sicuro non aiuta nel momento in cui ci troveremo a contatto con persone in un ufficio o comunque in una redazione, o in quello che aspirate a diventare. Consiglio vivamente questa esperienza, soprattutto agli studenti di relazioni internazionali, che potranno vedere sul campo una realtà che si studia sui libri, ma che si vede quotidianamente sui telegiornali, e che è sicuramente da apprezzare in tutta la sua complessità. Ovviamente consiglio a tutti di prendere parte, di approfittare di questi stage, soprattutto quelli all'estero chiaramente, perché dà la possibilità di viaggiare e di sviluppare doti umane, relazionali, comportamentali, che risultano poi essere molto utili quando si va a cercare lavoro. Nel mio caso posso dire di essere stato particolarmente fortunato, perché dopo lo stage ho concluso gli studi della laurea specialistica e poco dopo ho iniziato a lavorare, tra l'altro presso un importante istituto di credito tedesco. Loro hanno già scelto, ora tocca a te costruire il tuo futuro. E con gli studenti anche la nostra rubrica va in vacanza e vi dà appuntamento a settembre per le nuove puntate. Grazie a tutti voi per averci seguito e buone vacanze a tutti.